Permane il predominio forte dell'anticiclone che si assomma poi a un afflusso di aria calda in quota, aria di origine africana, quindi questo dà come risultato le temperature, ha dato come risultato le temperature molto alte, con dei record quasi, ieri a Treviso quasi 40 gradi di massima. Ora il caldo tende a diminuire, ma i valori si manterranno al di sopra della norma, anche se il tempo rimarrà stabile. Infatti prevediamo sia per domani, sabato, c'è la prevalenza serena, un po' di attività durante il pomeriggio, ma nulla più, un po' di instabilità naturalmente sui rilievi, con qualche fenomeno anche. Per domenica potremo avere una velatura temporanea del cielo, ma questo per effetto dell'umidità molto alta, senza alcun fenomeno associato, ancora con un po' di instabilità sui rilievi. In compenso, ecco, dopo i picchi massimi di ieri e in parte di oggi, le temperature gradualmente tendono a calare, si manterranno però sopra i 30 gradi, quindi temperature al di sopra della norma. Non dovremmo più però accostarci ai 38-39 gradi, come dicevo, dei giorni scorsi. I venti permarranno molto deboli, di direzione variabile, un po' di brezza di mare naturalmente sulle coste. Temperature abbiamo detto, temperature minime oltre i 20 gradi, 21, 22, 23 gradi, questi sono i valori minimi. I valori massimi, ecco, domani un calo deciso, 31-32 gradi, poi aumenta un po' domenica, 33 gradi, e poi dovrebbe stazionare anche nei primi giorni della prossima settimana, ancora con tempo stabile e con valori massimi dai 30 ai 32 gradi.